stai cacciando tu? No! Che tu hai la calza, mannaggia! Ci vuole le calze. No, le calze per... I pedalei. C'è tu dai come dai? No. Allora, dati la calzetta, dati. Così si usa adesso. Mia madre qualunque cosa andava dice si usa. Figurati che la stave, No. Sai cos'è che ti nervosisci. tutta la roba invernale c'è una parte, Il cambio stagione. Allora non ho trovato qualcosa. Cambio stagione, ciao Vicky, ben trovata, 21 giugno 2018, San Luigi. Auguri a tutti Luigi. Buongiorno, Guarda Luigi che buongiorno. tenevi oggi. E non farle leggo, No, auguri a tutti Luigi, tutti, belli e brutti. Perché sia. Gino Pastore, Buongiorno ragazzi. a Gigi Gianfranceschi, tu cantante Tutti i cantanti famosi, auguri a tutti i cantanti Gino famosi. Paoli. Tutti vedi, sanno un sacco di cantanti. Auguri a tutti i Gino. No, lascia stare. Noi dobbiamo dire al comandante per far vedere i vigili che i bambini salgono sopra, salgono scendono. È un loro giorno. A posto, così si stupisce. Paoletta, buongiorno a mio fratello, ci mancherebbe, a tutti quanti, a tutti, ma ce ne sono tanti che si chiamano Luigi oggi. Luigi è come San Ruggero a Barletta, c'è Gigi di Paola, a tutti, a Gino Budello, come meglio, un balueggio. Vero. Giornata bella insomma, un po' pecorelle. Buongiorno a Mariano. Grazie. Una buona e santa giornata Mariano. Mariano sempre di Mariano. Una buona e santa giornata al mio grande amico The Gate. Casa Retreto, agli c'è da fare club. Ragazzi, buongiorno. Allora, 2 minuti Sì, anche perché ci abbiamo pure. Cioè, da 3-4 giorni ci stiamo dando da fare. Okay? Ma lo so. Con l'amico Mino, Monsieur Tafelerit. E qua mi devi pagare un caffè, zio Le. Perché io ti ho sempre detto, se non stai dentro non capisci come funziona la macchina. Ragazzi, una macchina ferma, si erano fermati, bloccati. Ieri mattina riunione per la festa della Madonna, ieri pomeriggio riunione per l'estate. Cioè si erano fermati, si guardavano in faccia, cicci come una ceccia. E dici? Musti, D'Azeglio, stamattina tocca al cimitero. Stamattina tocca al cimitero, a mettere mani al cimitero. Ecco, dove chiamare Alessandro? Alessandro D'Alino. È vero, puoi chiamare Carnò. Calcane. E qua com'è? 2 settimane. Sempre quello ormai. Ma fa molta cosa. Praticamente lui comanda. No, veramente. La barca a vela sta l'hai messa? Sì, è mia, poi non te la faccio vedere. È vero? Io sono venuto apposta qua, zio. Comunque buongiorno grandi e cari amici. Io a parte gli scherzi, tu i 2 minuti seri li hai fatti. Io veramente sto vedendo in voi. Perché... La rotatoria, lavori la rotatoria. C'è una serie di cose prese, ferme e messe là. Sì. Ragazzi, non c'entrano i consiglieri, non c'entrano gli assessori, c'entrano 2 persone, due cose che devono andare d'accordo, i cittadini e il sindaco. E quello ci sta. C'è un sindaco come buono, su Vati, allineate e coperte, tutti, H24 operativi. Domenica mattina inauguriamo il Giardino della Musti, 40 anni il Giardino della Musti, io non ero mai andato. Stanno già lavorando. Ma Peppa! Ecco, questo è un saluto di Lello a tutti quanti, belli e brutti. Invece bella Marziola, si sta agitando un po', è vero? Insomma, a Marchetello dell'amore stai sempre, come stai tu? Sì, il sole è una moria adesso, È normale. Il sole. Grazie, mi fate sorridere sempre. Marianna Morgese. Mariangelo Borgese, E lo meno, conosci? no. È meno male che ti facciamo sempre sorridere, Marianna. Cioè, tutte le donne scrivono a te, oh, madonna mia. Ma mica non è scritta a me, è scritta a noi, perché non è di Lello. Manca sapere, ci sai Che geloso che sei, oh.
femmina. Ehi, tu ormai mi stai superando come personalità. E come paese? Come paese no. Bagger, zio. Ecco, comunque quella dieta che ti avevo detto, lunedì cominciamo. A nato è vero. Superato, così superato, ma sta scherzando. Comunque, zio, hai detto una cosa grandissima. Se il sindaco va d'accordo con il popolo, il cittadino se ne becca perché se c'è il popolo dalla sua parte e voi che loro adesso non c'entra la politica, non c'entra niente. Dai, perché nella città devi. Ciao Vicky, buongiorno Vicky, è da molto tempo che non ti sento Vicky, da molto tempo. Come stavo dicendo? Cosa giusta, stavo dicendo, zio, queste cose va a fare strisce per quelli che devono venire, cioè comincia a attrezzarsi, vedi? Vedi? Se state da fe, guagnoni, se state da fe. E soprattutto c'è tranquillità anche nell'impostazione politica. Vediamoci da fare troppo fermi per troppo tempo, e troppo fermi bloccati, capito? Un burocrate che stava là a mettere i timbri a veste, Ma purtroppo il problema è proprio quello, zio. Quando tu vai a scoperchiare tante cose, ti rendi conto, madonna che si stai messo a cucina, poi vai alla camera della prezza, ma tu alla camera della prezza che esiste? Oggi pomeriggio gli studenti del liceo Cafiero che fanno alternanza con Legambiente, con l'ARPA, vengono dal sindaco. Ogni giovedì ci sarà un incontro con gli studenti per far vedere la sala giunta, il sindaco, come si lavora. Io per esempio la devo dire tutta. Quando vai al comune, vai al comune, ci succedeva, dovevi stare arreggito, arrabbiato di questi dirigenti che si sentono padroni della città. Io pensavo che avevano le chiavi della città e non è così, perché tu devi fare il giusto, se tu fai il giusto fai il giusto. No. Questa settimana è interrogatorio, perché come l'elenco delle cose da fare, facciamo le cose 100 giorni, ragazzi, per favore, 100 giorni, aspettiamo si danno, la gente vuole cambiare. È chiaro che in ogni cosa, la festa della Madonna, chi dirà non è buono candente, chi dirà non è buona cosa, capito? Il fossato. Ma a proposito di cantanti, hanno fatto qualcosa? Stiamo vedendo, stanno vedendo. Perché noi siamo stati contattati noi, lo sai? So tutto, caffè. Le tre giornate nostre. No, la domenica non la fanno. La salto, l'anticipo. Perché c'è il fatto della processione ma non vi preoccupate. L'importante è che dovete partecipare. Quando c'è da parlare col sindaco si va, si dice buongiorno, mi chiamo Ciccio Formaggio, voglio parlare col sindaco. Non ci crederete, aspetti e Mino Cannito ti parla. Mamma mia, che bello. Ma quello c'ha l'abitudine. Forza Juve! Mino c'ha l'abitudine a stare in mezzo alla gente. Stare in mezzo alla gente c'è l'abitudine. È un grande. Io l'ho sempre detto. Il distacco dal popolo lo devi tagliare. Io vedo un Salerno 2. Vediamo un po'. Ancora minchia Paolo. Non per Ciccio, perché Ciccio io l'ho conosciuto, era veramente un sanguigno e lui è un sanguigno. Ed è molto bello. Chiaramente ognuno la mente stessi. Ma Burzio! Lavoriamo, guardiamo avanti, mettiamo la capa a bescia e guardiamo avanti. Il problema è che la D'Azeglio, stiamo lavorando sulla D'Azeglio, speriamo bene, stiamo trovando la soluzione. Là più avanti, stai in mezzo alla stella. Per favore, il comandante, il posto all'Elio Rosso, ragazzi. L'Elio Rosso ma trovo il posto a veste. Cioè, non è che le rosse sono qualunque. Bene ragazzi, brick by brick, una cosa a volta, un bacio a tutti, belli e brutti, saluto a Luigi. Auguri a Luigi, a tutti Luigi, ma proprio a tutti. Auguri Mariano, buongiorno e a veste, ciao, buona giornata.